Roma con la Lazio abbiamo giocato un'ottima gara anche con il nostro attaccante di riferimento, che poi noi ne abbiamo Rasmus come attaccante di riferimento e tanti giocatori che ruotano. Non è questo, diciamo, in questo momento non è la prima preoccupazione è quella di recuperare le energie e di costruire il più velocemente possibile delle rotazioni, e quindi magari anche con qualche intervento sul mercato intervenire nel più breve tempo possibile per riuscire ad avere anche qualche giocatore in più, anche perché gli infortunati lungodegenti non è che li recupereremo a breve, quindi abbiamo anche bisogno di forze fresche. Il buongiorno si vede dal mattino. Buongiorno, il buongiorno poi vediamo. Stellini ha chiesto il mercato, di conseguenza dobbiamo fare l'analisi, però dobbiamo parlare anche di questa voce su Olivera che mi avete già dato ieri nella live. Parliamone. A fine video darò il benvenuto ai nuovi iscritti. Grazie a tutti per la vostra passione, per la vostra pazienza, per i vostri like, per la vostra partecipazione. Allora, c'ho un po' di screenshot che non si vedono perché il verde è screen, il green screen. Però, oltre alle pagelle, che è bene poter parlare di una vittoria, però non so se ho messo in copertina il Lobotka distrutto di fine partita, penso che se lo merita, perché Lobotka segna poco ma porta avanti la barca e quando segna secondo me merita la copertina. Però io direi di andare con lo scavetto, direi di andare direttamente alle immagini, così non perdiamo tempo. Anche perché poi è vero che ieri la Juventus è inciampata e quindi abbiamo la possibilità addirittura, se raccogliessimo tutte le forze per fare un grandissimo sforzo, di lasciarceli alle spalle. Però la Roma sta vincendo con il mercato e quindi poi si riavvicinano loro, insomma il Napoli non può respirare. Domani ci sarà, domani conferenza, quindi iscrivetevi al canale con fiducia perché non ce la possiamo, quello già parla poco, quando parla dei medici, ha detto no, chiedete ai medici, noi non sappiamo niente, lo devono incalzare con le domande giuste, perché anche io voglio dirvi è colpa di, la soluzione è, però se non sentiamo i protagonisti parlare è difficile, possiamo fare delle ipotesi. Ci spostiamo, questa era un'ipotesi e mi fa piacere sottolinearla, perché immaginando, insomma, dopo aver visto la partita che il Napoli fa con la Lazio, lo stesso 4-3-3, usano Matic come regista, vi ho detto secondo me Elmas lì è la soluzione ideale, e addirittura è stato utilizzato, abbiamo saputo dopo, con l'influenza, quindi non era al massimo Elmas, ma il primo tempo che fa è cruciale perché si attacca a Matic come un ossesso, lo segue, costringendo poi anche il Sassuolo a volte a lanci lunghi che potevano essere preda di Rachmani, di Juan Jesus, dello stesso Beukema. E come vediamo tutti gli accoppiamenti che avevamo visto in prepartita, belli logici, non c'è problema se riesci a farlo. Almeno le loro iniziative le puoi spegnere o meglio le puoi limitare. Il gol di Lobo lo faccio partire da qui perché c'è Rachmani che trova un bellissimo filtrante per Elmas che si fa trovare tra le linee, passaggio non banale anche perché McTominay e Lobotka erano marcati e quindi Rachmani li scavalca e trova Elmas tra le linee che porta palla in avanti. Sfizioso vederlo da questa inquadratura dove Højlund suggerisce il passaggio ad Elmas, dice dalla spina, che poi spina punta, e io continuo a fare il mio discorso dell'1 contro 1 o del 2 contro 1 perché il Sassuolo a volte ha preferito anche raddoppiare su Højlund. Højlund ha toccato pochi palloni, non era anche lui brillantissimo, però adesso lo vediamo. Nel momento in cui Matic va a dare una mano a Walukiewicz, che io ho stabilito dopo averlo visto bene, il modo in cui corre tutto curvo, tutto storto, è uno dei miei giocatori non preferiti. Cioè io ho pochi giocatori che proprio non mi piacciono proprio. Walukiewicz è uno di quelli. All'epoca il Sassuolo aveva 3 soldi, il difensore più scarso che abbia visto la Serie A. Walukiewicz non ho idea di come possa essere un terzino titolare di una squadra che sta facendo anche bene nel nostro campionato. Per me è incredibile. E sapete che sono molto equilibrato nei miei giudizi eccetera eccetera, ma sto
sto sviluppando un'idea dove in un secondo canale probabilmente, dove parleremo delle altre squadre, seguitemi, se mi seguite ci divertiamo, dove sarò tranciante, cioè con il Napoli siamo più tranquilli, ma con il resto delle altre squadre tranciantissimo. Valukiewicz non può giocare a calcio. Mi diverto con le altre squadre, non lo faccio con i miei. Insomma, per dare una mano lì va a raddoppiare. Come vedete, un altro raddoppio avviene in questa zona e di conseguenza Elmas può fare questo movimento e ricevere il passaggio filtrante di Spina. Elmas andrà al tiro e prendo questa inquadratura perché Lobotka si trova nella zona perfetta per poi raccogliere la respinta centrale di Muric. Questo fa il paio con le altre due respinte di Milinkovic-Savic che voi mi avete anche giustamente proposto in live, e cerco di spiegarvele pure tecnicamente. Sappiamo che insomma è un rischio, tant'è vero che con questa respinta centrale loro prendono il gol. Elmas fa bene perché tutti sono marcati, c'è Vergara, c'è Højlund qua, sta arrivando McTominay. Io mi chiedevo ma perché quella è la zona McTominay che dovrebbe sta arrivando, era in un'altra zona, però fa bene Elmas a tirare, respinta, Lobotka, gol. Ma subito dopo arriva questa occasione pazzesca, c'è Laurienté, Beukema molto lontano da lui, non so perché, ed è lì che io mi sono fatto un'idea sulla partita di Beukema. Laurienté riesce ad andare al tiro, tira basso perché sanno che come no, il tiro rasoterra è più difficile per Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic in qualche modo però, se ci arriva, essendo lui lunghissimo, ci arriva tra virgolette troppo bene. Cioè se tu ci arrivi al limite probabilmente riesci a deviarla verso l'esterno. Se invece ci sei arrivato troppo vicino, la palla va verso il centro. E qua Wagyu, non l'ho sentito dire da tutti, purtroppo non faccio nomi perché poi soffro. Voi potete indovinare se avete seguito altre pagelle e altre cose. C'è chi gli ha dato 5,5. È stata una fitta al cuore il 5,5 a Juan Jesus, perché vuol dire che questa azione ti è sfuggita, perché questo è un tiro a colpo sicuro con Milinkovic che sarebbe ormai a terra, battuto, impossibile. E qua si fa tutta la partita, perché se il Sassuolo reagisce subito al 9° minuto e si vede che hanno più energie e sono più in forma, diventa complicata. È qua che Savic mi ha fatto fare i vermi, perché la palla gli sfugge sotto l'ascella, la famosa scilla, però riesce a toccarla col fianco, insomma così la palla la blocca. Anche qua ci siamo messi un po' paura. Il Napoli qualcosina la continua a fare nel primo tempo, c'è un'occasione di Di Lorenzo di testa, però poca roba, ci andiamo piano piano a spegnere. E qua mi spiego insomma quello che succede, nel senso che guardate cosa succede con Laurienté in possesso di palla. Cioè dovrebbe essere Beukema su di lui, Di Lorenzo in maniera naturale arretra per dare una mano, e anche Lobotka. E qua lo abbiamo detto spesso in vari video: se tu stai a uomo su uomo, il fatto che tu vada a dare una mano ai tuoi compagni per raddoppiare poi libera il tuo uomo. Il fatto che Lobotka vada lì, sì, è molto generoso, sì, è bello da vedere, però libera poi il Lipani, oltre alla possibilità di Doig di andare in sovrapposizione. Quindi questo trittico qua non va bene. Non può essere, non può essere. Però evidentemente il lasciare 1 contro 1 Laurienté e Beukema non era un'idea giusta, e quindi si sono scompaginate un po' di cose. Anche perché, come vedete, la sovrapposizione di Doig in qualche modo allontana Di Lorenzo da Laurienté. Lobotka continua la corsa e finisce sull'altra mezzala, e Lipani resta libero di ricevere il pallone e di sparare verso Savic, che anche qui si distende bene, scende a terra molto velocemente, ma vedete lo prende col palmo pieno. Palmo pieno è come se la palla sbattesse contro un muro. Se ci arrivi però per esempio con le dita toste, la palla riesci a mandarla verso l'esterno, invece la prende bene. Cioè capitemi l'errore, fondamentalmente, perché poi se la palla ti ritorna qua può essere preda di un avversario. Se ci fosse arrivato un po' dopo avrebbe potuto forse meglio allontanarla. Comunque grande parata, non banale, e per fortuna c'era Spina a raccogliere quella respinta. Qua facciamo vedere il gesto atletico
di Mazzocchi che impatta bene il pallone, purtroppo esce una palombella abbastanza morbida per Muric, che per i fotografi può anche bloccarla in volo. Però dobbiamo parlare di Mazzocchi, anche perché in tutta onestà l'abbiamo sempre individuato da inizio stagione come la pedina che poi potresti anche decidere di sacrificare se vuoi aprire un posto nelle liste, considerando che a destra ti potresti giocare anche Spinazzola e a sinistra hai Gutierrez e Oliveira. In teoria è un uomo in più che oggi ti sta tornando utile. Mazzocchi è entrato bene in campo, molto volenteroso, molto vivace, presente, e adesso si sta parlando, qualcuno parla giustamente, ogni volta che c'è una buona partita si parla di rinnovo, ma adesso con l'offerta di cui si sta parlando per Oliveira è chiaro che dobbiamo fare un ragionamento generale su quelli che sono i terzini. Oliveira lo potresti dar via sbloccando il mercato e andando a cercare qualcosa magari per l'attacco, per il centrocampo, qualche sottopunta, e rimarresti poi con Gutierrez e Spinazzola da una parte, sperando che stiano sempre bene, perché ecco, il Jolly ti è tornato utile viste tutte le defezioni, e a destra c'hai Di Lorenzo, c'hai Mazzocchi. Però queste coppie, il gioco delle coppie viene un po' a cadere dal momento in cui il Napoli ha cambiato modulo e quindi ci sono meno coppie, ci sono più rotazioni anche negli stessi ruoli. Alle volte Di Lorenzo fa il braccetto, alle volte fa il tuttofascia. Se poi il Napoli decidesse di ritornare a una situazione di difesa a 4 è un altro paio di maniche, e comunque c'hai Mazzocchi e Di Lorenzo là da giocarti. Se invece poi stai in fase, ci puoi giocare un Politano, adesso ne parliamo. Questa è l'immagine che molti di voi mi hanno raccontato, vista anche allo stadio, insomma al triplice fischio, gente che si butta a terra, stanca, disperata, all'esaurimento totale di energie fisiche e mentali. Io mi rendo conto, chi ha guardato la partita pensando ad un Napoli brillante che potesse dominare e gestirla con tutta facilità, io non l'ho mai guardata così. Io le ultime partite le sto guardando con quella sicurezza quasi di essere allo stremo delle forze e la speranza che quando sale il livello tu tiri fuori energie che non hai nemmeno. Però io qua ero sicuro, cioè nel momento in cui l'abbiamo sbloccata è venuto meno anche quella frenesia di dire dobbiamo segnare, perché non lo so se più avanti la partita più meno ce la facciamo. Questo secondo me è successo, ci siamo un attimo scaricati quel pensiero di dover segnare. Ha segnato lo bot che in qualche modo miracolo così, e quindi ce ne siamo scesi e abbiamo provato a gestire il Sassuolo e a gestire le forze, anche perché domani conferenza, Champions League, siamo ancora di meno. Un po' di immagini che non finiscono negli highlights. Se c'è una cosa che noi spesso diciamo ai nostri giocatori è di non avere cazzimma e di non avere malizia, e molto spesso siamo super educati, siamo iper corretti, non facciamo mai una cosa che magari ti può portare un vantaggio anche ai limiti borderline. Questa ve la devo far vedere. Se avete modo di rivedere la partita dovreste vedere frame per frame quello che fa Juan Jesus. Dà la palla a Rachmani, nel momento in cui la dà lui già sa che un'opzione per Rachmani è ridarla indietro a Milinkovic-Savic. Guardate che Juan Jesus mette gli occhi su Fadera e senza commettere alcuna infrazione entra in traiettoria dove Fadera magari avrebbe potuto andare verso Milinkovic-Savic in pressing e quindi creare un problema. Juan Jesus in traiettoria, devi sbattere addosso a me, in maniera assolutamente regolare. Ma questa è la malizia, questa è l'esperienza, queste sono quelle piccole cose, piccoli dettagli che poi fanno la differenza sul lungo su una partita. Questo è Juan Jesus. Questo è Juan Jesus, che poi chiunque va ad essere l'MVP della partita e va ai microfoni, Juan Jesus va con lui. L'abbiamo visto con McTominay, lo abbiamo visto con Lobotka. Juan Jesus va, Lobotka in italiano, sottolineiamolo, in italiano, poche parole ma ben dette. Juan Jesus va, leadership, va a controllare che si dicano tutte cose giuste, va a controllare che si parli bene in italiano, se non capiscono intercede, meno male che c'è lui. Nel parlarvi della partita di Lang, che poi fa dei begli interventi anche difensivi, questo era quello che gli chiedo in reaction, per spiegarvi perché in quel momento gli chiedo di fare quello che ha fatto Elmas. C'è un lancione a casaccio di Politano dalle retrovie e qua Lang, come a dire, buttala di più verso la mia zona, o comunque qualcosa del genere. Nel perdere tempo nel reclamare la palla oppure nel dire poi a Politano dammela diversamente, gli scappa Matic,
che deve essere il suo uomo e deve continuare a esserlo perché lì è la fonte del gioco, e poi dovrà rincorrerlo. Nel frattempo hai perso quei millisecondi che ti servono per non farli ragionare. Vedete che poi deve andare alla rincorsa, nel frattempo Matic sta giostrando col pallone e può impostare tranquillamente. Secondo me questa è la differenza minima che poi fa scegliere a Conte di far giocare Elmas con la febbre e non Lang dall'inizio. Ci aggiungiamo anche a favore di Lang che Lang ha più strappo probabilmente rispetto a Elmas e quando entra dalle retrovie, insomma nel secondo tempo, ti può dare anche qualcosa in più a livello offensivo, anche da fermo, cosa che invece Elmas è più palleggiatore, ce l'ha lo strappo, però è più una corsa continua. Lang ha la possibilità di fare uno strappo anche da fermo, puntando l'uomo e superandolo in dribbling. Qui è dove io mi sono arrabbiato con Politano, e anche Mazzocchi si è molto arrabbiato con Politano, e non è qui che Politano si strappa, devo essere preciso perché avevo mischiato le due azioni. Qua Mazzocchi fa una bellissima sovrapposizione e Politano lo ignora, tornando poi indietro, e al gesto plateale di Mazzocchi, di disappunto, Politano fa proprio no, ma calma, e questo non è la prima volta che stiamo vedendo Politano, che gente che vuole battere il fallo laterale, ricordate Elmas, e Politano fa no, calma, andiamo piano. Proprio forse la consapevolezza di non avere tante energie per tentare altri affondi e voler gestire la partita. Da una parte è una cosa positiva, cioè se il Napoli riesce a segnare e a gestire senza rischiare, è una cosa in più che aggiungiamo al nostro roster. Però in generale poi non è così, non è che la riesce a blindare, far girare il pallone senza poi subire niente. Un po' di apprensione ci viene, quindi se riusciamo a farne un altro forse è meglio. Però vedete che succede? Nell'occasione poi del tiro forzato di Politano che lo porta a sentire dolore sull'altra gamba, sulla destra, dov'è Mazzocchi? Mazzocchi non si sovrappone più, perché se io mi sovrappongo e tu non premi mai la mia sovrapposizione, a quel punto io resto. Mi hai detto di calmarmi e non c'è più la sovrapposizione. Non essendoci la sovrapposizione, ovviamente l'idea di Politano è di convergere al centro e di sparare verso la porta. Sente dolore sull'altro piede, sul piede d'appoggio, sperando che non sia niente di gravissimo, perché magari sarà il piede in stirata che ha tirato, potrebbe essere più pesante la cosa, però non possiamo nemmeno ascoltare Mazzocchi che in conferenza poi dice no, ma secondo me Rachmani solo crampi, e magari è stato forse un po' troppo ottimista Mazzocchi in conferenza. Ancora non sappiamo niente, probabilmente arriveranno notizie domani e lo sapremo sicuramente dalla conferenza. Iscrivetevi al canale. Ci rispostiamo, così posso cambiare scavetto per portarvi le pagelle degli amici bellini, così possiamo parlare delle prestazioni individuali. Io poi da quando De Laurentiis fece altri complimenti a Italiano, era tipo il 1° dicembre, e da lì Italiano non ci ha capito più niente e continua a perdere partite, e nonostante il scientifico turnover, una gestione oculata di tutte le forze, di tutti gli uomini, la verità non c'è un sistema giusto e uno sbagliato di affrontare le stagioni. Oggi noi ci chiediamo se si poteva fare qualcosa di meglio prima, però non adesso. Chiedergli la gestione adesso è brutto, perché non hai nemmeno la possibilità di farlo. Quasi tutte le scelte sono obbligate. Forse nel prima si poteva gestire, nel prima dove, è bene ricordarlo, il Napoli aveva impostato la stagione su un modulo, su un atteggiamento completamente diverso. Dovevamo avere noi la palla, ci dovevano rincorrere noi, non dovevamo rincorrere noi gli avversari, e poi siamo stati costretti, perdi un pezzo di qua, ne perdi un pezzo di là, a rimodulare il tutto. E meno male, fatemelo dire, meno male che c'era Conte a rimodulare il tutto e a tenere ben saldo lo spogliatoio dopo quella sfuriata proprio post Bologna, perché altrimenti veramente si sarebbe rischiato poi di sfaldare tutto. E invece se noi rimaniamo lì in zona e rimaniamo un po' attaccati a quello che è il primo posto e un po' cerchiamo di staccare quelli che ci inseguono, secondo me facciamo un campionato più che dignitoso e non andiamo allo scatafascio. Poi dopo, a fine anno, si deciderà quello che si deve fare, però dobbiamo adesso, e quello che chiedo col ritorno di certi giocatori, le rotazioni sono importanti anche per capire il mercato che abbiamo fatto. È buono o non è buono? Questo dobbiamo capire per l'anno prossimo. Eccoci qua, gli amici bellini hanno premiato abbastanza in maniera importante le parate di Milinkovic-Savic. Io
lo posso anche abbassare a un 6,5 perché ascolto i vostri spunti, e quelle parate centrali sono un rischio che, se riesci a evitare, è meglio ovviamente. Però nel complesso a me Savic piace. Mettetevelo in testa quelli che vogliono per forza Meret e ritengono Savic una sedia, a me Savic piace. Mettetevelo in testa anche che quelli che consideravano Meret una sedia, a me Meret non mi dispiaceva, perché anche lui ha dimostrato di poter stare tranquillamente a difendere la porta del Napoli. Non mi avrete, sarò molto più tranciante con le altre squadre, seguitemi. Premio Vici va a Beukema, non lo so se è una questione di modulo, non lo so se è una questione che anche lui rientra da un infortunio, non è brillantissimo. Resta la discussione, la riflessione su quanto si è speso e su quanto sta rendendo rispetto alla spesa. Se poi facciamo una questione di sei stato pagato tanto, mi devi dare tanto, fate conto che abbiamo pagato più lui che McTominay come cartellino. Quanto ti sta dando McTominay? McTominay avresti dovuto pagarlo 100 per quello che ti sta dando e non 30. Quindi alle volte va bene, alle volte no. Rachmani 6,5. Secondo me ci mancherà tantissimo. Giusto il 6,5 che mi aiuta a sottolineare anche l'inizio azione che ha portato al gol del Napoli. Pinamonti si è visto pochissimo, i veri problemi sono arrivati dall'Oriente. Il Piccione si vede poco, poche cose tra campo e VAR, non ci saranno grandi polemiche, 5,5 ci può stare. Così come 5,5 a Conte, che abbiamo visto disperarsi nel gabbiotto, un po' per le azioni non sfruttate, un pochino per i giocatori che cadevano come le mosche. A me la sua presenza in panchina è mancata, forse anche ai giocatori. Vediamo se sarebbe proprio bello poter fare una grande partita in Europa, così da mettere a tacere anche la solita cosa che Conte in Europa. Non è un problema di Europa, è un problema di partite tra le partite, e lì c'hai poco tempo per recuperare, poco tempo per prepararla e ti devi affidare ad altre cose. Qui si apre un'altra riflessione, perché come entra, perché non gioca più titolare, si vede più o meno da quello che ci dimostra quando poi è in campo. Sembra un pochino sembra quasi che sai poco. Allora, non dico impacciato, ma non lo vedo con dei movimenti fluidi come lo abbiamo visto all'inizio della sua avventura a Napoli. Ricordo quel video di lui contro Osimhen in allenamento, e quando lo superì aveva un record di dribbling, non lo riesci a superare in dribbling da campionati e campionati. Ad oggi non ti dà quella certezza, ecco perché sono stati chiamati in causa i vari Juan Jesus, ecco perché non si adattano giocatori mancini da un'altra parte pur di far giocare lui. Adesso toccherà a lui, forza ragazzo, buongiorno 6, che poi mi ero scordato che le devo fare così le pagelle. Paco, dai, rinnovo, non rinnovo, io non ti esalto perché sei napoletano e perché l'attaccamento alla maglia, la maglia sudata, no, io ti esalto quando giochi bene a calcio e quando fai cose che sono nelle tue capacità. E ieri, entrando bene, entrando mentalizzato, entrando convinto e pronto, uno di quelli che ha giocato di meno, adesso ci servirà anche lui, purtroppo non è in lista in Champions. Mazzocchi 7. L'olandese volante, l'olandese Volang. Un altro olandese adesso sta facendo la differenza con la Roma, vediamo come va a finire. Noah credo che abbia accettato di essere non sempre titolare in questa squadra. Mi sembra entrare con voglia, non mi sembra entrare svogliato come in altri casi. Aspettiamo sempre una di quelle giocate fantasmagoriche dove salti uno, spari in porta e segni. Però anche ieri ci ha fatto vedere qualcosina, buona l'imbucata, anche senza completare in dribbling, ma buona l'imbucata per Spinazzola. Lang 6. Matteo. Riprenditi in fretta perché ci servi anche tu. Politano 5,5. Anche lui è in sofferenza, anche lui non ha quella brillantezza di poter tenere a bada i difensori e poi far salire la squadra, non sempre ci riesce, a volte sì, pochissimi palloni giocabili, bisognerebbe farlo rifiatare anche, però purtroppo non c'è più rapporto con Lucca, e Ambrosino forse non garantisce nella mente di Conte quello che ti può dare un Højlund anche a mezzo servizio. 6. Tonino!
Tonino, mi hai fatto pariare. Tonino, io tifo per te. Calzettoni abbassati, dribbling facile, tocca il pallone molto bene e al momento del tiro che finisce in curva Elmas applaude, il che ti fa capire che è molto stimato anche dai compagni. Devo ricordare tutto, insomma, la frustrazione di Elmas e Lobotka quando Lucca prova quella rovesciata. Vergara rappresenta il futuro di questa squadra e dobbiamo tenerlo presente per una questione di talento e anche per una questione di liste. Pretendo che Conte lo faccia giocare di più, deve rientrare nelle rotazioni così quanto Politano. Se Neres è sicuramente il migliore da mettere in quella zona quando sta bene, se Neres non sta bene si dividessero i minuti, perché sto ragazzo non ha niente da invidiare a nessuno. Vergara 7 meno, me la godo, mi godo l'impatto che ha avuto Elif su questa squadra. Si è fatto trovare pronto quando ce n'è stato bisogno in tutte le zone del campo, tatticamente super prezioso e anche a livello di giocate calcistiche. È da un suo tiro respinto che arriva il gol e dovrebbe esserci, insomma, se gli è girata un po' la testa causa influenza, non lo mettiamo in discussione per la partita di Champions, servirà la sua esperienza internazionale. Elmas 6+, anche lui l'ho visto un pochino più morbido sulle gambe, la tecnica resta, la capacità di puntare l'uomo sicuramente resta e si fa preferire a tutti su quella fascia, probabilmente anche sull'altra fascia se ce ne sarà bisogno. Protagonista nell'azione del gol così quanto Elmas. Spinazzola 6. Anche lo scozzese non nato in Scozia ogni tanto deve rifiatare e può sbagliare qualche appoggio e alla fine comunque mette lo zampino nelle altre azioni pericolose. Un tiro da calcio di punizione, un tiro da fuori con il portiere che era fuori dai pali, che ha provato a beffare sul primo palo. Tanta garra, tanta presenza fisica e un pochino di imprecisione nell'impostazione. McTominay 6. Premio Oriali, che spesso meriterebbe a prescindere da bonus o dal numero di palloni toccati. Stavolta impreziosisce la sua prestazione anche con un gol pesante, perché è un gol da 3 punti, a risposta di quelli che dicevano no, Lobotka può giocare solamente a 3 a centrocampo, 7+. Di Lorenzo, partita difficile, partita generosa di aiuto anche ai compagni, prova ancora una volta qualche inserimento di testa anche su un calcio d'angolo battuto bene da Vergara, sul primo palo la gira alta, lui come tanti altri non può riposare. Di Lorenzo 6+. Dulcis in fundo, quello che vi ho detto ve l'ho già detto, quello che vi dovevo dire ve lo dovevo già dire e voi lo sapete già, e mi fa piacere insomma che a botta di prestazioni positive è riuscito a zittire chiunque tra tifosi e addetti ai lavori. Juan Jesus 6,5. E chissà quanto è venuto lungo questo video, che vedo 40 minuti di registrazione, ma adesso io taglio le pause perché ogni volta che respiro la taglio, di modo che il video è tutto contenuto, non c'è una pausa, non c'è se poi è una pausa artistica dove io devo prendere e devo guardarvi negli occhi, nell'anima, e vi serve che quella è una pausa artistica, ma tutto quello che vedete deve essere tutto contenuto, poi può piacere o non piacere. No, però devo rimettere il cavetto, perché che cos'è questa roba? Di Marzio ha lanciato delle bombe senza precedenti, vedete io come reagisco come con gli sticker. In chiusura l'operazione di Langa al Galatasaray in prestito. Accordo di massima con il Nottingham per Lucca. Sezione calciomercato. Di Marzio, ti stai allargando, cioè ti stai prendendo un bel rischio. Siamo sicuri? Non penso si sbilancerebbe così. Le voci portavano stamattina la situazione di Olivera da valutare, da capire se qua stiamo smobilitando, quindi si sblocca tutto. Però Vaiù, ripeto, dipende dalle operazioni, perché se l'angolo da in prestito non può entrare nessuno se non con un altro prestito, risparmi quello che è il suo ingaggio, ma ti puoi prendere al posto di... Io sono d'accordo anche di muovere qualcosa, perché poi per far entrare nuovi giocatori, per poterli mettere a disposizione, la lista si deve liberare, quindi ci sta che ne esca uno per far entrare un altro. Ma chi viene e quando viene? Perché siamo al 18, domani è 19, in 10 giorni dobbiamo... il Napoli, magari escono poi i nomi di quelli che speriamo che sono buoni nomi. Però, perché va benissimo Lucca, non lo sapete, va bene anche togliere Lucca e dare minuti ad Ambrosino.
per me. Però Lang qualcosina ce la stava facendo vedere. Rientrerà in auge Laurienté perché ha fatto una buona partita contro di noi. Vediamo. Mentre io sta cosa non l'ho mai capita, così come non la capii per Eriksen. No, in Italia non puoi giocare per una questione fisica, però in Inghilterra sì. In Inghilterra, dove sappiamo che è più intenso il calcio e più sono contento che insomma Bove possa giocare a calcio. Non capisco perché in Italia no e in Inghilterra sì. Resta un mistero. Il Nottingham torna forte su Lorenzo, proposto al Napoli un prestito oneroso di 1 milione. Tu il prestito l'hai pagato 9 con il riscatto a 26. 1 milione con riscatto a 35, diritto non obbligo. Io spero che Manna sappia quello che faccia, perché l'ultimo gennaio non è stato l'ideale, onestamente. Io che chiedevo se si dicesse sperpetuo o sparpetuo, anche il napoletano, il topolino napoletano e Bassotto sono sempre stato insist, ma un po' che tempo a questa parte non sperpetuo. Quanto è bello il napoletano scritto bene. Ma io sono un boomer, quindi in copertina ci va il mercato, nonostante fosse dopo fare anche l'analisi tattica. Vi bacio, vi voglio bene. La foto di Lobotka la metto qua, perché lo merita. Stanco, ci vediamo domani insomma per gli aggiornamenti sulla Champions. Dobbiamo fare delle ipotesi di formazione, sperando di poter recuperare qualcuno, perché altrimenti è malato. Sorprendi, come Monaco tu ballerai, e ancora la musica legarci tutti come la grande mela